Venezia, primo capoluogo veneto per reati denunciati, Treviso ultimo, quanto emerge dall'indagine del Sole 24 Ore sull'incidenza della criminalità in Italia. Se Venezia è quinta in Italia per furti con destrezza, Padova è al nono posto per denunce legate agli stupefacenti. 17enne coltellato in centro a Trieste dopo una rissa, la polizia ha fermato in queste ore un 15enne nordafricano. 48enne ricoverato in gravi condizioni all'ospedale di Castelfranco per meningite, profilassi per una quindicina di persone. Cordoglio a Belluno per la scomparsa di Remigio Calligaro, 64enne storico imprenditore dell'Occhiale, la tragedia durante una battuta di caccia, polemiche sui soccorsi. Un'avventura a lieto fine sulle colline di Zugliano, dove nel pomeriggio di ieri si erano perse le tracce di una ragazzina di 11 anni ritrovata solo in serata. Sempre meno culle in Veneto, il dato arriva dall'ULS 2, accanto a quello relativo alle gravidanze indotte medicalmente, meno natalità anche nelle famiglie straniere. A Fontanelle festeggiati i primi 30 anni della Casa dell'Accoglienza, recuperata nel 1987 dagli alpini della sezione di Treviso. Telespettatori di Antena 3, buongiorno, ben trovati, la prima edizione dei nostri telegiornali e buon inizio di settimana. Dunque in primo piano i dati che emergono dall'indagine del Sole 24 Ore pubblicato stamane sull'incidenza della criminalità in Italia. Sotto la lente di ingrandimento i capoluoghi di provincia e i territori anche provinciali, e dati importanti che riguardano anche il Veneto. Sentiamo quali. Venezia è prima provincia in Veneto per reati denunciati, Treviso ultima dietro anche a Rovigo e Belluno. Nella classifica sulla sicurezza nelle province italiane stilata da Il Sole 24 Ore, la Marca è addirittura 100ª su 106, ma le denunce sono in aumento rispetto allo scorso anno, più 1,9%, 2.352 ogni 100.000 abitanti. Venezia 14ª in Italia, in una classifica che conferma Milano, primo centro per reati segnalati alle forze dell'ordine, seguita da Rimini e da una Firenze in cui furti e rapine sono in consistente aumento. In un paese che ha visto dimezzare dal 2008 al 2018 gli omicidi e aumentare di 15-17% frodi telematiche ed estorsioni, Venezia si assesta dunque 14ª, anche se per furti con destrezza è addirittura quinta. 35ª nella classifica nazionale Padova, con denunce in lieve calo, anche se la città del Santo deve riflettere sul nono posto nazionale per denunce in tema di stupefacenti. Verona è 37ª, Vicenza 84ª, 85ª Rovigo, dove i reati diminuiscono, 97ª Belluno, che segna però un generale più 8,1%, e 100ª Treviso, che registra però un più 16,4% in materia di estorsioni. Nel panorama nazionale le denunce sono generalmente in calo, solo una ventina le province in cui invece tendono ad aumentare, e di queste, come detto, 4 sono proprio venete: Verona, Vicenza, Belluno e la Marca. Numeri che non chiariscono se l'aumento delle denunce corrisponda a quello dei reati effettivamente compiuti o se non sia la fiducia nelle forze dell'ordine e nelle istituzioni a crescere e a spingere i cittadini a segnalare più episodi del passato. E adesso la cronaca ci porta a Trieste, perché c'è un fermato, un ragazzino nordafricano di appena 15 anni per l'accoltellamento di sabato sera di un 17enne sulla Scala dei Giganti, in una città affollatissima per gli eventi legati alla Barcolana. Il ferito è tuttora ricoverato in rianimazione. Il fermato, malgrado la giovanissima età, ha già precedenti di polizia per reati contro il patrimonio, resistenza e violenza pubblico ufficiale. Si trova attualmente in una comunità per minori. Le accuse nei suoi confronti sono quelle di tentato omicidio e porto ingiustificato di oggetti atti ad offendere. Grazie alle informazioni raccolte, alle immagini delle telecamere di sorveglianza, gli investigatori sono arrivati al minorenne che, prima di colpire il rivale con diversi fendenti, avrebbe avuto con lui una discussione per futili motivi. Ancora la cronaca, ma torniamo in Veneto e torniamo nella Marca con un altro caso di meningite, un 48enne grave in rianimazione a Castelfranco. Meningite, ricoverato in rianimazione all'ospedale di Castelfranco un 48enne residente nel territorio dell'ex ULS 8. Sabato sera l'uomo era stato accompagnato dai familiari all'ambulatorio della Guardia Medica di Castelfranco. Presentava una sintomatologia importante con febbre elevata, cefalea intensa, stato sensorio compromesso. Il medico di guardia ha immediatamente allertato il 118. Il 48enne è stato trasportato all'ospedale dove è stato ricoverato. La prognosi è riservata.
Gli accertamenti sanitari hanno permesso di verificare che si tratta di un caso di meningite da meningococco, la forma contagiosa quindi. Per questo il Dipartimento Prevenzione di Asolo ha immediatamente contattato familiari e colleghi di lavoro del 48enne per l'avvio della profilassi che interesserà complessivamente una quindicina di persone. Una battuta di caccia e un malore fatale, il cordoglio per la morte di un noto imprenditore, storico imprenditore del Bellunese, ma c'è anche una polemica sui soccorsi. Ci racconta quanto ha accaduto Tiziana Bolognani al telefono. Tiziana. Buongiorno a voi. Un malore durante una battuta di caccia sulle Marmarole ha avuto esito fatale per Remigio Calligaro, 64 anni, di Lozzo di Cadore. L'uomo si trovava con il figlio tra il rifugio Bayonne e il Ciairedo quando d'improvviso si è accasciato al suolo. La chiamata alla centrale del 118 è arrivata ieri mattina attorno alle 5:15. Una squadra di soccorritori, ricevute le coordinate, ha raggiunto l'uomo esanime ed è subentrata il figlio nelle manovre di rianimazione. Solo un'ora dopo è arrivato l'elicottero Pelican 2 di Bressanone Bolzano, ma l'intervento dei sanitari purtroppo si è rivelato vano. Ottenuto il nulla osta dalla magistratura per la rimozione, la salma ricomposta in barellata è stata trasportata con il vericello dall'ambulanza al rifugio Bayonne, da dove i soccorritori l'hanno poi accompagnata alla strada per affidarla al carro funebre. La tragicità dell'evento e l'impossibilità dell'intervento dell'elicottero di Pieve di Cadore, che da anni attende dalla regione il via libera al volo notturno, ha scatenato nuove polemiche. È ora di gridare che questa provincia, le sue montagne e le sue comunità hanno bisogno dell'elisoccorso notturno senza più perdere nemmeno un istante, ha commentato Fabio Prestot del soccorso alpino, e a lui si è unito l'intero territorio. Remigio Calligaro era molto conosciuto, Confindustria Belluno Dolomiti ha espresso cordoglio per la tragica scomparsa di Calligaro, che è stato imprenditore dell'occhiale per almeno 2 decenni con la sua Optical a Lozzo e presidente della piccola industria dal 2004 al 2006. Ha rappresentato al meglio il cuore dell'occhialeria cadorina e bellunese, conosceva bene le dinamiche del comparto, i problemi e le aspettative delle aziende, ha commentato la presidente degli industriali bellunesi Lorraine Berton. È tutto, a voi. Grazie a Tiziana Bolognani. Ancora soccorsi, ma questa volta con un lieto fine a Venezia, 4 persone bloccate in barca in laguna. Sentiamo Ilaria Marchiori. Ilaria. Buongiorno da Mira, dove ieri nel tardo pomeriggio in zona Dogaletto ci sono stati attimi di tensione per 4 persone che sono state recuperate dall'elicottero dei Vigili del Fuoco. Erano infatti rimaste bloccate in laguna con la barca finita in secca per la bassa marea. I Vigili del Fuoco sono intervenuti dunque con un'autopompa lagunare, hanno individuato i 4, ma si sono anche resi conto che era impossibile raggiungerli, quindi è stato fatto intervenire il velivolo Drago 71. A quel punto un elisoccorritore si è calato proprio sull'imbarcazione, dopo aver imbragato le 4 persone le ha fatte issare a bordo dell'elicottero portandole in salvo. Sono state poi tutte trasportate nella sede dei Vigili del Fuoco di Mestre in buone condizioni. La barca invece è stata ancorata e sarà recuperata domani dai proprietari. Da Mira è tutto, restituisco la linea allo studio. Grazie anche a Ilaria Marchiori. È stata una giornata di angoscia per i familiari di una undicenne di cui si erano perse le tracce nella mattinata di ieri nel Vicentino, fortunatamente in serata il ritrovamento della ragazzina. Ore e ore di ricerca nei boschi delle colline fino al lieto fine. Erano le 21:30 di domenica quando è stata rintracciata la ragazza di 11 anni di Milano, scomparsa da un agriturismo del paese dove stava pranzando con la sua famiglia. La macchina delle ricerche si era messa in moto nel tardo pomeriggio. I boschi sono stati passati palmo a palmo da carabinieri, vigili del fuoco, mobilitate anche tutte le stazioni del soccorso alpino dell'11ª delegazione Prealpi Venete a partire da Arsiero, a lavoro con unità cinofila proveniente da Belluno. Anche i cittadini di Zugliano si erano messi all'opera con il sindaco Sandro Maculan, che aveva diffuso un appello via social con la descrizione della ragazza. Tutto questo fino alle 21:30, quando la ragazza è stata trovata in buone condizioni di salute e riaffidata ai familiari. Lasciamo adesso la cronaca per parlare di dati sulla natalità. Non è una novità il crollo della natalità negli ultimi anni, non solo in Veneto, ma gli ultimissimi dati mostrano una situazione davvero allarmante.
Qui ci stiamo estinguendo. Ci stiamo estinguendo perché dagli ultimi dati del SER, del Servizio Epidemiologico Regionale, noi vediamo che le gravidanze c'è una denatalità. I dati sono chiari. Nella Marca, come in Veneto, in 10 anni c'è stato un calo del 28% delle nascite, come dire che più di una culla su 4 è rimasta vuota. A questo va sommato il calo costante delle coppie fertili, sceso al 68%. I dati dicono che ormai anche nel Veneto, in particolare in provincia di Treviso, la media è di 1,36 bambini per donna e l'età si sta alzando da 32 a 33 anni. Del resto già in natura, in età fertile, la probabilità media di una gravidanza è del 25%, che scende progressivamente con gli anni. Ecco perché su 100 coppie trevigiane almeno 40 si rivolgono al medico per avere un bambino. Ma anche qui c'è una sorpresa. La PMA, ovvero la procreazione medicalmente assistita, ha solo il 23% di probabilità di successo, mentre i successi maggiori sono ottenuti seguendo naturalmente la coppia. L'esperienza di un anno è stata fatta dall'ULSS-2 su 2 gruppi di coppie. Coppie che seguivano la procreazione medicalmente assistita e un altro gruppo invece che seguiva i metodi naturali. Ebbene, abbiamo visto che il gruppo che seguiva i metodi naturali, naturalmente coppie che hanno un'infertilità inspiegata, quindi non con patologia organica, abbiamo visto che il gruppo che ha seguito i metodi naturali ha avuto più del 50% entro un anno una gravidanza. Dietro a questo dato sono davvero tanti i fattori e tra questi il forte impegno che le donne di oggi affrontano nella società. Per questo l'ULSS-2, con il Centro della Famiglia, ha istituito il primo corso per il consulente di coppia con queste finalità. Farà un po' da accompagnatore, da sintesi, in modo che la coppia possa incontrare i vari professionisti. Una denatalità che non verrà coperta con l'immigrazione, perché anche le donne straniere tendono ad avere meno figli e tra i luoghi comuni da sfatare c'è la natalità di chi proviene dall'Africa. Anche loro si stanno parzialmente occidentalizzando, in che modo questo? Perché cominciano ad avere meno figli rispetto a un tempo. E adesso torniamo a parlare del dibattito sul referendum del 1° dicembre, la separazione tra Venezia e Mestre. Dalla lista Casson non una indicazione specifica per il sì o per il no, ma un appello ad andare comunque a votare. Abbiamo scelto questa strada, cioè di indicare a tutti di andare a votare, poi nella cabina ognuno può scegliere quello che ritiene più opportuno. È una presa di posizione che si inquadra in un più ampio invito ai cittadini a riavvicinarsi alla partecipazione politica, quello lanciato dal gruppo consiliare della lista Casson in vista del referendum del 1° dicembre sulla separazione tra Venezia e Mestre. Proprio in un periodo in cui per vari motivi le percentuali di votanti sono in calo, è importante che i cittadini tornino ad esercitare il proprio diritto di voto. Vorremmo che i cittadini valutassero con molta attenzione, con molta riflessione, quello che devono o dovranno fare il 1° dicembre. Quindi è un non voler mettere un cappello di un sì o di un no su una questione così importante qual è la 5ª volta un referendum sulla separazione. Brugnaro ha improntato il suo mandato su criteri fortemente autocratici, accentrando in poche mani fidate ogni potere, si legge in un comunicato della lista Casson, e le città e i territori del comune di Venezia avvertono un disagio che è assenza di rappresentanza e partecipazione davanti a problemi che si vanno acuendo in laguna come in terraferma. Di avere ritirato le deleghe alle municipalità non l'abbiamo condiviso, non lo condividiamo e quindi riteniamo importante che si riprenda il dialogo anche con queste istituzioni che sono previste per norma e che invece negli ultimi anni non hanno svolto quel ruolo che invece secondo noi devono svolgere. E sempre a Venezia resta la polemica sugli slittamenti della cosiddetta tassa di sbarco. La data del 1° luglio come nuovo traguardo per l'entrata in vigore della tassa di sbarco a Venezia non convince il Partito Democratico. Per bocca del consigliere comunale Emanuele Rostedin, da Cafarsetti, il partito si lancia all'attacco sulle scelte della giunta Brugnaro in materia di flussi turistici. Ma il 1° luglio si partirà davvero?
Questa la risposta disincantata di Losteghin. È difficile pensare che possa essere definitiva, lo slittamento ulteriore di questa amministrazione al 1 di luglio lascia tutti quanti con l'amaro in bocca e sbalorditi. È l'ennesimo rinvio, peraltro dopo le prossime elezioni amministrative. Di fatto questa amministrazione ha deciso di non voler governare i flussi turistici, di rimandare dopo 5 anni di alzare bandiera bianca. L'esponente del centro-sinistra non nega che introdurre questa novità nella gestione dei flussi turistici in centro storico comporti diversi tasselli da mettere al posto giusto. Che l'introduzione del contributo d'accesso sia una cosa complessa l'avevamo detto fin dall'inizio, tant'è vero che proprio nei nostri emendamenti chiedevamo un ridisegno di questa tassa, cosa che ovviamente non è stata accolta da questa maggioranza. Secondo Losteghin il problema è più ampio e si va al di là delle questioni tecniche. L'accusa è che manchi una gestione reale sul turismo, tra l'invasione di turisti e il proliferare di hotel a Mestre. Dopo 4 anni questa amministrazione sta ancora dicendo che vuole contare il numero di turisti, ormai siamo a ridosso delle prossime elezioni amministrative, ci penserà la prossima amministrazione, speriamo diversa da questa. Pochi istanti di pubblicità, torniamo subito. Rieccoci in studio in diretta alla prima edizione del nostro telegiornale. Adesso lo spazio dedicato a voi e le vostre segnalazioni con Lo dico d'antenna. La prima, una segnalazione che riguarda in un territorio spesso ferito, l'abbiamo visto anche sabato scorso purtroppo con l'ennesimo mortale, un territorio ferito dalla insicurezza stradale, una segnalazione che riguarda una cattiva segnaletica stradale a Martellago. Siamo a Martellago in via Roma, a pochi passi dallo svincolo per Scorzè. Un residente ha chiamato per una segnalazione che riguarda proprio questa strada. Il problema è che è sbiadita la segnaletica orizzontale, quindi quelli che arrivano da Maerne in curva, che è abbastanza pericolosa, non vedono, seduti non vedono la segnaletica che è completamente assente e tagliano tutti la strada, come si può vedere dalle macchine che passano adesso. Quindi quelli che arrivano dall'altra parte si trovano la macchina quasi di fronte, mi è successo anche a me, e c'è il rischio di incidente, è veramente un rischio, perché invadendo la corsia opposta poi vai a verificare, guardi questo, completamente dall'altra parte. E non è l'unica. In 10 minuti quasi tutti i mezzi di passaggio, tir compresi, hanno invaso la corsia opposta. 4 volte al giorno perché devo portare i bambini a scuola, devo andare a riprendere, noi abitiamo a Olmo e quindi tutti i giorni mia moglie è sempre là, quando arriviamo qua è in tensione perché c'è sempre qualcuno che taglia, tutti tagliano, no qualcuno, quasi tutti. C'è la segnaletica, quella lì che lampeggia, però viene un automatico, credo, tagliare la curva in questa maniera. Se ci fosse la segnaletica evidente, magari anche una piccola cordonata con quei paletti luminescenti, sarebbero tutti nella corsia giusta. Di qui l'appello a Veneto Strade perché il tratto è di sua competenza e non del comune. Veneto Strade se ne deve occupare, però Veneto Strade finora non ha fatto nulla e siamo così da 1 anno e mezzo, 2 circa. Quindi volevo sollecitare un po' Veneto Strade, se è il caso, che faccia qualcosa, perché per fare 10 metri di riga non penso che ci siano problemi. Anche il sindaco di Martellago riconosce il problema. È pericolosa, quindi sicuramente bisogna fare un bel tavolo con Veneto Strade e trovare una soluzione. Comunque il rapporto c'è, quindi sicuramente la troveremo. E poi le tante anche purtroppo discariche abusive di rifiuti in mezzo all'erba alta, accade ad esempio lungo l'ultimo miglio della Treviso-Ostiglia. Da questa prospettiva sembra un prato rigoglioso, ma basta spostarsi di qualche metro per scorgere la pista ciclopedonale, cinta da 2 lussureggianti muraglie verdi alte quasi 2 metri. È l'ultimo miglio della Treviso-Ostiglia ed il chilometro scarso che corre davanti l'ecocentro non vede una falce da luglio, da quando gli operai, per errore, tagliarono sia l'erba che gli arbusti appena piantumati. Dopo il disastro fatto delle 200 piante rase al suolo, hanno probabilmente preferito lasciare tutto com'è
Così la carreggiata per ciclisti e pedoni si assottiglia e l'erba alta rischia anche di favorire spiacevoli imboscate. La zona si presta adesso ad incontri ravvicinati che sarebbe meglio evitare, perché uno si mette qua e non viene visto. Ma il vero problema non riguarda tanto il chi, quanto il cosa si possa occultare tra queste fronde. Basta farsi largo tra le erbacce per trovare rifiuti di ogni genere. Questo è il reparto calzature. Allora, e qua naturalmente servizio completo. Vienna. Non possono mancare gli elettrodomestici, una varietà di oggetti abbandonati proprio dall'emporio. La zona, appartata e dominata dalla presenza dell'ecocentro, si presta ad un crocevia di traffici di seconda mano più o meno leciti, che dalla strada poi si dipanano per questo viottolo verso i campi. L'ho chiamato vicolo Troso Squasse perché nel raggio di un centinaio di metri c'è un campionario incredibile di rifiuti abbandonati di qualsiasi genere, di qualsiasi sorta. Annellini, piccole giocattoli per bambini, uno splendido elettrodomestico per pulire i pavimenti. È la via di fuga per qualche scambio strano che avviene in questa zona. Scappano tranquillamente verso il vicolo delle Squasse. Questi sono 2 mesi, agosto e settembre, di scarichi continui ed impuniti. Allora lo dico d'antenna, per le vostre segnalazioni, segnalateci disagi, allora interverremo come abbiamo fatto in questi 2 casi, redazione @antenna3.it per scrivere una mail, 0422 023 0898 per lasciare un messaggio in segreteria, 351 175 5340 per sms e WhatsApp. Restiamo nella Marca Trevigiana adesso, a Fontanelle, dove sabato sono stati festeggiati i primi 30 anni della cosiddetta Casa dell'Accoglienza, recuperata dal 1987 dagli alpini della sezione di Treviso. Una storia che anche allora abbiamo raccontato così. Ce l'hanno quasi fatta. Con la tenacia e il senso del dovere che li contraddistinguono da sempre, gli alpini trevigiani stanno per completare il lavoro di ristrutturazione della casa colonica nel comune di Fontanelle, destinata a divenire centro di recupero, terapia e reinserimento lavorativo per giovani tossicodipendenti. Un lavoro che si protrae ormai da anni e che può ben essere quantificato nelle 35.000 ore di lavoro offerte generosamente dalle penne nere dell'ANA della provincia di Treviso, in un gesto di esemplare altruismo. Ecco oggi com'è la Casa dell'Accoglienza, nel giorno in cui gli alpini hanno voluto celebrare i 30 anni dall'inaugurazione. Una festa ma anche un esempio di volontariato che dopo Fontanelle si è replicato in molte altre iniziative a favore delle comunità trevigiane. Per questo la casa è per certi versi un esempio che veniva raccontato così allora dai diretti interessati. Quando è stato fatto l'appello per rispondere alla richiesta della piccola comunità di Conegliano, è stata una risposta unanime e nel maggio dell'85 abbiamo iniziato e la media dei partecipanti è di 25-30, però abbiamo superato punte anche di 60-70 unità lavorative nei giorni di sabato e di domenica. 30 anni di un grande lavoro fatto da alpini per la comunità. E questo è importante per noi ricordarlo e far vedere cosa c'è ancora tutt'oggi, con grande esperienza anche di chi lo gestisce adesso. Alpini che provengono da ogni parte della provincia, facendo capo ai 92 gruppi di cui è composta la nostra sezione. Dal cantiere degli alpini, come tutti lo chiamano dalle parti di Fontanelle, sta così per nascere un centro dotato di tutte le attrezzature necessarie che costituirà il primo grande intervento operato dagli alpini nel settore della lotta contro le tossicodipendenze su scala nazionale. Questa casa è stata realizzata a suo tempo per iniziativa su richiesta di Don Gigi Vian, che si è rivolto a Francesco Catai, presidente della sezione alpini, per ottenere la collaborazione per questa realizzazione. Adesso sicuramente sarà un'accoglienza alle famiglie che avranno più bisogno. Tipo? Quelli che hanno problemi di famiglia, ragazzi madri, coloro che hanno sentito un po' il disagio della comunità d'oggi. 30 anni dopo la cerimonia e non per vanagloria. Perché sia di esempio e di stimolo ai più giovani, ai nuovi che arrivano, e perché si sappia che quello della solidarietà, lo dirò, è un cantiere sempre aperto. Complimenti dunque agli alpini, siamo in chiusura, vi ricordo la programmazione
della nostra emittente. A partire da ore 13, fra pochissimo, discuteremo sul caso Crocifisso. Crocifisso a scuola va lasciato oppure no? Ne parleremo con Maurizio Ruggero, cattolico tradizionalista, Alex Bazzaro, deputato della Lega, ed Elisa Corteggiani Carpinelli della Unione Agnostici e Atei di Padova. Aspettiamo i vostri post e le telefonate allo 049 490 6054. Poi questa sera 20:10 sotto i riflettori il referendum del 1° dicembre per la separazione tra Venezia e Mestre. Ne parleremo con Marco Sitran del comitato Mestre e Venezia, due grandi città, e con l'assessore del Comune di Venezia Renato Boraso, assessore alla mobilità e ai trasporti. E poi alle 21:15 torna Ring, come ogni lunedì, il nostro talk show sulla politica con Simone Scarabel del Movimento 5 Stelle, consigliere regionale del Movimento 5 Stelle, Enrico Zanetti, ex viceministro all'economia, Arturo Lorenzoni, vice sindaco di Padova, e l'onorevole Massimo Bitonci della Lega. È davvero tutto, vi lascio alle previsioni del tempo. Grazie per averci seguito e arrivederci. Benvenuti al meteo. Dopo un weekend in buona parte in compagnia dell'alta pressione, flussi più umidi cercheranno di farsi spazio e infatti avvertiremo le avvisaglie di un cambiamento del tempo. Ma vediamo la situazione nel dettaglio. Sul Veneto il cielo risulterà molto nuvoloso, sarà infatti una giornata piuttosto grigia come vedete, e dentro la nottata arriverà anche qualche pioggia, per ora solamente sui monti. Temperature minime tra 10 e 15 gradi, massime comprese invece tra 20 e 23 gradi. Stessa situazione anche sul Friuli Venezia Giulia, con cielo coperto ovunque fin dal mattino. Dal tardo pomeriggio qualche acquazzone invece sarà possibile a carattere sparso. Vediamo anche le temperature, le minime saranno comprese tra 13 e 17 gradi, le massime oscilleranno invece tra i 20 e i 21 gradi. Ci spostiamo infine sul Trentino Alto Adige, il cielo anche qui sarà molto nuvoloso ma senza piogge, qualche spazio maggiormente soleggiato invece sarà possibile solamente sui settori alpini di confine. Temperature minime sui 10 gradi, massime tra 24 e 25 gradi. Dal meteo di Antenna 3 è tutto, grazie per l'attenzione e arrivederci.